Buongiorno e benvenuti da Albert Park, Australia. Per la gara di oggi si preannuncia un gran premio memorabile. Oggi gareggiamo nello stato di Victoria, dove i piloti avranno 16 curve da superare e 5.270 metri da percorrere a una velocità media sul giro di circa 190 km/h. Una grossa vicinanza alle barriere rende inevitabili gli incidenti e la storia recente ci dimostra che una safety car non è del tutto fuori questione. Vediamo ora la griglia di partenza in attesa della gara di oggi. Charles Leclerc parte dalla pole position e in seconda posizione c'è un soddisfattissimo Carlos Sainz. Quindi il resto della griglia: Verstappen, Russell, Lewis Hamilton e Perez, Bottas, Ocon, Fernando Alonso e Lando Norris, Magnussen, Mick Schumacher, Yuki Tsunoda e Vettel, Ricciardo, Zhou, Lance Stroll e il ragazzo d'oro. Finalmente! Albon Gasly ha preso una penalità in griglia di partenza. Oscar Piastri e Nicolas Latifi. Ci siamo, è tempo di correre. Dirigiamoci in pista e godiamoci la partenza. Bella raga, ciao a tutti dal comandante Una veneziano. curiosità. Siamo in Australia e I piloti vaffanculo. eviteranno lo stress del pre-gara Ecco. quando andranno a No, basta, tutti i coglioni. Finalmente una qualifica un po' più decente, 19esimi, per una penalità, c'era dato il 18esimo piazza. Ho messo 85 di livello di difficoltà e ho un miglioramento però nel reparto, quindi è andato bene motore, aerodinamica e telaio. Sapete che la resistenza la faccio sempre alla fine. Speriamo bene, speriamo di divertirci, di fare una gara più decente, insomma. Strategia di gara. Tutti... Vabbè, stiamo sulle gialle, stiamo sulle medie, cosa vuoi ti dica? 29 laps. Però sempre questa strategia così mi spacca un po' i maroni. Vabbè, vediamo, dai. Teniamo questa. Inizia il giro di formazione. Inizia il giro di formazione, ogni pilota spera di poter trarre il meglio da questa gara. Pronti? Quasi tutti hanno le medie, però i Ferrari hanno le soft. E Stroll. Va bene. Dai, voglio quasi pronti al via, sinceramente fare una gara un po' più decente stavolta. Finalizzano i preparativi. Mi sarei rotto anche i maroni, con tutto il rispetto. Dai che ci siamo. Finalmente non partiamo 22esimi, è già un miracolo. È già un grande miracolo. Speriamo anche in una gara piena di colpi di scena, cazzo. In Arabia veramente il sonno più profondo. Vai raga. E si parte con il Gran Premio d'Australia, terza tappa del mondiale veneziano, ha voglia di riscatto. Preferito andare sull'erba, se no era incidentone subito. Spingi, come spingi, ma non troppo. Mamma mia. Che rischi. Niente, nessun problema al via per nessuno, ragazzi. Solo dal cume non succede niente, stranissimo. Io che di solito sono quello delle carriere pazze con 50 safety car, 1000 ritiri. Adesso vediamo se ho un ritmo più costante, speriamo. Qua hanno cambiato, ragazzi, finalmente hanno tolto la Clark, mi sembra. Mi sembra una curva odiosa. Ma com'è possibile che se ne stanno già andando? La partenza era ok, adesso fai attenzione ai possibili rischi. Previsioni del tempo. Oggi non è prevista pioggia. Le gomme da asciutto sembrano le più indicate per ora. Cerchiamo di rimanere il più possibile in scia del gruppone.
Nessuno ai box, nessuno fa errori. Incredibile, Beppe, incredibile. Siamo 16esimi. Dai che Melbourne è una gara iper favorevole anche, di solito facciamo sempre grandi cose a Melbourne. Sono molto concentrato ragazzi, ci giochiamo tanto in sta gara. L'Ardito GP è già a rischio. Perché già sento comunque i miglioramenti. Non dobbiamo perdere terreno, è fondamentale. No, molto meglio così. Attenzione. Bandiera verde. Non so cosa sia successo. Ancora. Fuori Albon. Informazioni su Albon. Il problema è così grave da costringerlo al ritiro. E noi siamo ancora vicini, dai, sono un po' più felice ragazzi. Dai, un 5% in meno, già più i miglioramenti, già comincio a respirare. Voglio divertirmi ragazzi. Da questo giro potrai usare il DRS. Ricorda però che è consentito solo nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Va bene. Fuori anche la Tifi, già 2 ritiri. Virtual Safety Car, l'ho appena detto. Come... La Virtual Safety Car è stata attivata. C'è un gruppo di auto ferme in mezzo alla pista. Modera la velocità. Ok, siamo in regime di Virtual. Siamo in regime, Beppe. Sì, non vorrei perdere terreno, però, grazie. Virtual lunga anche. Ok. Il regime di Virtual Safety Car sta per terminare. Bandiera verde in arrivo. Mantieni positivo il delta fino alla bandiera verde. Ok. Devo ancora vedere la prima safety car. Dai Come, dai, spingi a fondo. Che non stiamo andando male, siamo comunque in ritmo, dai. Vediamo gli avversari, già questo è importante. C'è molta bagarre comunque. Speriamo in qualche tamponamento. Riguadagnare posizioni così è importante. Soprattutto all'inizio. Mamma mia, guarda che casino. Avevano detto che l'IA era più aggressiva, però adesso la posso vedere con i miei occhi, visto che ero sempre ultimissimo. Comunque si vedono anche i miglioramenti, dai. 3 miglioramenti, uno al telaio, uno all'aerodinamica e uno al motore. Comunque li sento. E poi vabbè, Melbourne è sempre la mia Melbourne. Mamma mia che bagarotto. Bagarotto infernale, signori. Comunque perché sfiga, 2 ritiri dietro di me, cioè incredibile. Dai. È che non stiamo per niente girando male. Che non ho proprio la spinta per superare, quello è il problema. Dai Venezianone che mi stai piacendo.
Attenzione che il cume è molto vicino adesso. Ma non ha proprio la velocità. Il rettilineo mi svernicia chiunque. Qua l'ho presa bene però, ma devo stare molto attento però. E arriva un buon sorpasso del cume. Splendido, bella mossa. Dai che ci siamo, dai che ci siamo. Stiamo tornando, Beppe. Buono, buono, 15esimi. Non mi sembra vero. Dobbiamo continuare così per adesso, Stiamo attenti, senza cappelloni. Attenzione, questo come cazzo l'ha presa? Bottas. Pericoloso Valtteri. Ma ha problemi Valtteri, secondo me, valentissimo Valtteri. Valtteri valentissimo. Siamo proprio in rettilineo, siamo di una lentezza disumana. Bellissimo, questa l'ho presa alla grande, signori. Il cume, dopo 2 gare oscene, sta tornando a livelli accettabili. E mi pappo anche Bottas. In questa serie voglio divertirmi, quindi questo è fondamentale, così per il momento questo diciamo livello giusto finché non riprendo confidenza e non miglioro la macchina. 1,7 secondi. Cosa ho fatto? Cazzo, basta un attimo andare sul cordole, ciao ciao, mamma mia. Il sottoscocco è un po' danneggiato, avvertirai la differenza a breve. Molto bene. È già finito il Magic Moment, speriamo di no. Ok. Abbiamo Ricciardo, abbiamo il pilota di casa di punta australiano. Che è in grossa difficoltà però. No, mamma mia. E non puoi prenderlo così. In prove libere ha fatto un sacco di incidenti. In quella cacchio di curva, prenderla troppo interna. Ok. Dai raga, sta andando bene. Adesso va dei box, siamo 11esima perché chiaramente è iniziato il valzer dei box. Ho le gomme in difficoltà, siamo al 50% quasi. Devo andare per forza, se no comincio a perdere troppo. Ok, il distacco è 3,2 secondi. Comunque rimaniamo insomma ancora tra i 3-4 secondi rispetto alle macchine davanti, questo è importante rispetto ai 20 secondi delle prime due. Con calma ragazzi, il cume torna. Ok, adesso andiamo ai box e cambiamo le scarpette. Dai però vecchio, su. Box.
Tsunoda è ai box. Perfetto, e anch'io però. Tutti i box praticamente, mamma che casino. Che figa però, sta cosa mi piace tantissimo, mamma mia, l'ho vista brutta. Veloci, veloci. Ecco, quel deficiente di Piastri con me, perfetto. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa Ok, con queste gomme. 14esimi. Mamma mia, come sono entrato male. Attenzione, yellow flag. Dai, proviamo a riprenderci la posizione su Ricciardo, ma stiamo attenti anche a Bottas, che deve rompere i maroni ovviamente. Ricciardo comunque in casa fa sempre prestazioni superiori, anche se la McLaren è in grossa difficoltà. Mi metterei la firma per finire anche 15esimo, ragazzi. È brutto da dire, ma è così. Dai, 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 siamo là, siamo là. Ricciardo ha quel qualcosina in più. Il mio rivale Vettel invece purtroppo è già avanti di 5 secondi. Imprendibile. Dai, come provaci, non è impossibile superarlo, Ricciardo. Dai, 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 dai. Ecco, se usciamo bene da questo ce la possiamo fare. Questo è il nostro settore. Troppo l'ho esagerata. Bello, che E sorpasso. perdo addirittura la posizione anche su Valtteri. Sono una pippa, è ufficiale. Troppa fretta. L'ho rischiata troppo, è andata male. Siamo sprofondati 16esimi. Dobbiamo ricostruire tutto. Però almeno siamo in ritmo, insomma, teniamo testa agli avversari, questo è importante. Sono tutti e due, a mio parere, alla nostra portata. Ho frenato troppo. Dai, un bel testacodino, no? Stavolta non l'ho presa benissimo, purtroppo. Guarda come lottano. E Bottas ci prova. Però si rallentano entrambi e sta arrivando il cume. Sportellate importanti. Ok, bellissima la gara per la 14esima piazza. Guarda come se le danno. Non riesco ad approfittare, per la mia macchina è comunque molto più scarsa e si vede. Bottas ne ha di più. Valterone ne ha di più. E sta arrivando anche Gasly però.
Devo uscire bene da queste due, almeno per provare il sorpasso su Ricciardo. Buono, buono, buono. Questa volta è mio, è mio, è mio. E ancora ci prova Ricciardo, che esce meglio. Mi sta arrivando anche Gasly, mamma mia. Sto perdendo troppo tempo nel superare Ricciardo. Incredibile, beffa atroce. Adesso ho anche Gasly dietro, zio Ken. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 5,6 secondi. Dai, possiamo superare almeno Ricciardo. Che macchina lenta che ho. Buono. Però qua è impossibile superare. Sbavature per Rich. Ma dai, ma... maledetto. E adesso non posso sbagliarla però. Ok, finalmente. Almeno Ricciardo è superato. Hai conquistato il 15° posto. Che bello. Buon sorpasso comunque. Dai, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Vai ragazzi, ultimi 2 giri. Sto cercando di tenere la 15ª, ma è durissima. Il distacco dalla vettura che ti precede è 9,2 secondi. Gasly e Ricciardo sono belli agguerriti. Io non ho più carburante, devo fare le curve un po' più lente per non rimanere a secco. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Mamma mia, se è dura. Sono senza benzina. Devo andare piano. Perderò posizione. Secondo me la perderò. Su Gasly sicuro. Non posso neanche usare il DRS. C'è l'RS. Mamma mia, sì, però voglio perderle tutte, dai. Me lo merito la posizione. Mamma mia. Che lotta. Purtroppo non siamo all'ultimo giro. Ok, final lap. Final lap. No! Sono una pippa. Sono una pippa atroce. Sei all'ultimo giro. Per guardare dietro. Vince Carletto. Bravo Leclerc. Ma noi abbiamo pochissima benzina. Oscar Piastri 17º. È dura, è dura. Mamma mia Ricciardo, eccolo là. Ecco Ricci. Ecco Rick. Meglio non rischiare, va. Guarda come mi chiude, guarda come mi chiude. Grandissimo, come la tiene. Me la merito sta 15ª piazza. Me la merito proprio. Oh yes baby, siamo tornati, siamo tornati, siamo tornati.
Oh, oh mamma mia. È la fine della gara, ci vediamo. Dai, nel va parco bene, va bene. chiuso. 15esimo va bene. Pilota del giorno Alfonso. Va bene, così mi diverto, cazzo. Una gara stupefacente e una vittoria Oh, che altrettanto bello la Ferrari fantastica qui vincente. ad Albert Park. Che bello vedere la Ferrari in prima posizione. Cos'è che ha fatto la differenza Ecco in pista Carletto. oggi? Oggi ha vinto chi ha dimostrato maggiore sicurezza in pista. La capacità di mantenere la calma, persino nei momenti di massima tensione, è stata fondamentale per capitalizzare gli errori degli altri piloti. Da lì alla Grande Val. vittoria. Direi che il passo è stato breve. Godiamoci Charles. La Eccolo Ferrari qua. torna a fare festa dopo la grande prestazione di oggi e la macchina ha dimostrato una volta di più di essere competitiva. Doppietta Ferrari, cazzo. Doppietta Ferrari. Gustiamocela. Champagne! Buono. E dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica del mondiale piloti. Il leader della classifica sperava in qualcosa di meglio, ma il campionato Allora, ora si vediamo. prospetta più interessante. Noi giravamo Ora una domanda 1:24 per e te. 7. Chi è a tuo parere il pilota del giorno? Dai, non Ovviamente Fernando Alonso, perché riesce sempre a dare il massimo. Ogni Non volta dà male. spettacolo e la gara di oggi non fa male. Va bene, questo è il ritmo che voglio, cazzo. Vabbè, con Vettel è chiaro che perderemo. Ok, qua siamo anche al 5, abbiamo uno sponsor nuovo. Vai l'evento. Ciao. Allora, telaio. Ok. E ok. Società. Ci pigliamo. Allora, vediamo. Vai. Personalizzazione. Mettiamo qua. Sì, non sta benissimo però. No, non mi piace qua. No. Allora, lo mettiamo qua. Scusa, ma il mio colore. One moment, please, one moment. Ok. Non si vede un cazzo, no, no, no. Da qua niente. Vediamo qua se si vede. Ok. Va bene. Perfetto. E perfetto. Buono raga, sotto dal comandone veneziano. E dai, sono sincero, sono più tranquillo perché ho visto comunque una macchina migliorata e un cume migliorato. E niente, alla prossima. Ciao!